Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 29 giugno. Perfetto. Siamo tutti oltremodo dispiaciuti per la tragica perdita del giovane Marco Salvagno, che ha perso la vita venerdì pomeriggio nel cantiere dell'imprenditore Ivano Boscolo Bielo, situato a Santa Marta nel canale della Scomenzera. Il Corriere del Veneto riporta le parole di Ivano Boscolo Bielo: "Sono senza parole per questa tragedia. Il ragazzo era all'interno di un magazzino e, per motivi sconosciuti, ha tirato un calcio a una porta a vetri, causandosi la ferita fatale. Ringrazio i colleghi per il loro pronto intervento e l'arrivo tempestivo dell'ambulanza. In questo momento drammatico possiamo solo stringerci l'un l'altro ed essere vicini alla famiglia." Marco Salvagno aveva 21 anni, la dinamica dell'incidente è avvenuto venerdì 28 giugno in un capannone della società Bielo di Santa Marta e deve essere ancora chiarita dallo Spisal e dai carabinieri che stanno indagando sulla morte del giovane operaio Chioggiotto. Da quanto è emerso finora, attorno alle 16 del pomeriggio, Marco si è tagliato all'altezza del ginocchio. La ferita ha provocato un'emorragia dell'arteria femorale. Quando i colleghi si sono accorti della situazione, era già in un lago di sangue e non è stato possibile farlo. Sono molti i fattori che possono rendere il Festival in Cassopipa uno tra gli eventi gastronomici identitari del territorio. La location, la sede di OPB Valvia, che si trova in via Poli e che offre una vista meravigliosa sulla laguna dell'Usenzo e su Marina Veccia, un panorama spettacolare e unico. I protagonisti, l'OPB Valvia, l'OP Fasolari e la Cozza Mitilla, con i loro prodotti identitari, la produzione delle vongole lupino, la produzione di fasolari presenti solo in quest'area e pescati da un numero limitato di barche, e la produzione delle cozze Mitilla di Pellestrina, il cui nome si sta facendo conoscere ovunque. Protagonisti le cooperative e le aziende, ma protagonisti anche i pescatori. Saranno loro infatti a contribuire con le loro doti culinarie alla preparazione dei piatti della tradizione chioggiotta. L'idea: nella sede dell'OPB Valvia si sono organizzate cene che hanno creato momenti conviviali tra gli operatori, soci ed amici, in cui loro stessi provvedevano alla cottura dei prodotti da loro pescati. L'idea è nata quindi per caso, volendo condividere momenti simili in una simile location con la città, una location punto nevralgico anche per lo scarico dei bivalvi appena pescati. Nasce quindi il Festival in Cassopipa, che si svolgerà in 3 serate, venerdì 5 luglio, sabato 6 e domenica 7. Venerdì la cena servita al tavolo sarà su prenotazione e seguirà l'inaugurazione dell'evento, mentre sabato e domenica sarà il turno dello Street Food. Street Food Festival in Cassopipa. La zona sarà decorata ad hoc e si presenterà al meglio con tanto di musica dal vivo, un'iniziativa che può valorizzare la zona Punta Poli e dare un nuovo input di sviluppo legato al mondo della pesca, e che può essere un'interessante alternativa occupazionale per i pescatori quando il mare è avaro o ci sono limiti alla pesca. Guarda, come fai a mogliare sti lucchetti? Per me è satellitare, per me è navigatore. Ok, ciao. Ma l'assurdità, quando chiedi ciappe? Quando chiedi ciappe? Devi fare... Ma la notizia è... Prego, scusa. Dopo, quando chiedi ciappe, cosa La fa? notizia non è una notizia perché rubano biciclette tutti i giorni, però francamente sti ragazzi qua sono dei pescatori e lasciamo la bicicletta qua legata, come potete vedere. Queste sono altre legate, tra l'altro, detta fra di noi, non potrebbero neanche lasciarle qua, ma cosa potevano fare? Cioè, non è che ci sono tanti posti, e gli hanno rubato la bicicletta, valore 1800 euro, quindi... Però mi permetto, ma col cappello in mano, che
Cioè, quando si spendono cifre del genere è meglio mettersi un antifurto, perché altrimenti è inutile, costano. Satellitare. Infatti, Satellitare ci infatti, vuole qualcosa. Va bene, ci dispiace per gli amici pescatori. Buongiorno, sono Roberto Picerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Quando non lavoro più ci sono sempre. Ogni mercato. Allora ci segnali, se lei viene sempre, ci segnali, non so, qualcosa anche di bello, sempre invece solo critiche, invece qualcosa di positivo. Cosa dice di positivo? Bello, in mezzo alla gente, vado a bere il caffè, ci sono tanti bei banchi. Lei dove abita? A Sottomarina. Quindi viene apposta per fare il mercato ogni giovedì. Io sa, resti in ospedale e guarda i punti. Lei è stata così? Punti sulla testa. Sa coppa. Tutti che reclamiamo, tutti che commenti e nessuno fa niente, metti sul giornale. L'acqua non la sotto. No, scherza signora. Metti sul giornale, commenta. L'acqua da sotto. Sì. Tutto mucchio. E là una si spacca il costo e un'altra ha scritto, e la figlia mia nel cellulare che manda chi scrive, Silvano, era scritto mio papà così, e una ha detto mo spacca il costo e l'altra ha detto per fortuna che non avevo il bambino da dire, scrivi sul giornale, scrivi. Va bene, d'accordo, grazie, buongiorno. Dai, c'è il sole oggi, hai visto? Quindi è già, gente? è già positivo. Turisti, va bene, sì, dai, non ci si può lamentare. Abbiamo tutta la collezione a 9,90, quindi è tutto positivo. Quindi seguiteci, veniteci a trovare, venite a provare, venite a vedere. Bene. Ci siamo su tutti i mercati della nostra settimana, quindi non andiamo in ferie, quindi vi aspettiamo. Non sarebbe da cederle tutte quante a Rovigo, cosa dice lei? Buongiorno a tutti, ma guarda, questa è una novità perché non sono al corrente del... perché c'è un gruppo di persone a Cabianca che si lamenta sempre. Non è che Cabianca si lamenta, è che c'è un disastro. Vabbè, parliamo del mercato, dai, non abbiamo letto questo. Oggi è caldo, vediamo tante belle signore. Finalmente accontentiamo l'occhio. Finalmente è una bella giornata, visto che fino a ieri è stata un disastro. Infatti, che promozioni ci sono? Noi siamo sempre in promozione tutto l'anno. Tutto l'anno abbiamo articoli di tutti i tipi, abbiamo sempre il prezzo e qualità sempre più competitivi di tutti. Questi comuni sono andati in mano alla Washline, come mai? Questi capoluoghi. Mi sembra, allora, sa che il voto è padrone, cioè col voto uno esprime le sue idee. Evidentemente nei comuni dove è andato su la destra ha lavorato male, o il partito che c'era prima ha lavorato male, ma è giusto così. Se uno lavora male è giusto che vada a casa. Bravo. Vorrei però che mi ricordassero come mai per 20 anni che è caduto il governo, l'istituzione, il capogoverno ha messo ancora sempre a governo per 20 anni ancora le sinistre. Mi dovrà spiegare questo qua, perché non capisco. Dai, per 20 anni non è così, dai. 10 anni? Sono caduti due governi e li ha messi su o no? È un po' complicata la cosa. È un po' più complicata, però come sono andati sulle sinistre? Vuole mandare un bacino alla Schlein, visto che c'è? No, io bacio solo le donne, non gli uomini. Va bene. Buongiorno anche a lei, con piacere, la si rivede. Beh, guardi, dopo il suo intervento abbiamo visto che il video è andato Ci siamo lanciati, guardatissimo, sì, ci siamo esatto. lanciati. Oggi è ancora meglio della settimana scorsa perché la temperatura è ideale, si sta veramente bene, l'estate è partita, quindi teli da mare a go go, come se non ci fossero domani, e noi siamo qui pronti per voi. Grazie. Ciao. Ciao. Prova, buongiorno amici, benvenuti. Oggi gran giovedì, una bella giornata, non troppo caldo, ci sono parecchi clienti. Tanti turisti anche abbiamo visto. Un po' meno della settimana scorsa. Ho parlato poco inglese oggi o tedesco, assolutamente. Saranno andati in spiaggia, visto la bella giornata, d'altronde se erano qui in ferie per questa settimana, oggi è il primo giorno di sole, perciò li capisco, fanno bene andare a rilassarsi, a prendere il sole, l'aria buona. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia.
via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 29 giugno, è la farmacia La Navicella in Viale Mediterraneo Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito Chioggia Azzurra, il canale YouTube Chioggia Azzurra, l'app Chioggia Azzurra e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti!